Cos'è la paraplegia? Salute, hai domande non ta paraplegia? E io e Sciuccotti rispondiamo. A paraplegia è quando non si muove più o quasi più a parte suttana di una persona. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. A paraplegia viene da un problema di spina dorsale che tu berigui. Passa al centro di l'osso di alisca in il nostro spino. Usa il ruolo e ti manda i messaggi dal cervello verso i muscoli. È così che il cervello dice ai muscoli di muovere. Manda di noi i messaggi di muscoli e di abele per il cervello. Così poi noi dia al cervello ciò che li sentono. Quando la spina dorsale è tagliata o danneggiata in questa porzione, il messaggio un po' più o quasi più passa tra il cervello e la parte ossa della persona. Non possiamo più o quasi più muovere anche e l'osso del tronco e non sentiamo più o quasi più abele i muscoli. E qui è la paraplegia. Può accadere per via di una malattia, come un cancro, ma più spesso è per via di una ferita in alisca. Quando ci tocca un futuro a rotule per muovere. Oppure un deambulatore. Certe malattie che danno a paraplegia possono essere guarite e verite è assai più difficile. Ma da qualche anno non è più impossibile. E persone paraplegiche si devono abituare a fare cose altrimenti e domanda sforzi. Ma Obu può fare tutto ciò che gli piace, come pratica sporti. Ecco, ora capisci meglio che è la paraplegia.